Buongiorno, io sono Vez e bentornati in questo nuovo video di Pillole di economia. Sigla! Nello scorso video abbiamo parlato delle varie tipologie di entrate pubbliche, che sono sostanzialmente i soldi che entrano nelle casse dello Stato. Se ve lo siete perso, lo trovate qui in alto a destra. Tra le altre avevo detto che alcuni tipi di entrate si chiamano imposte. Oggi in questo video andremo a classificare quali sono i tipi di imposte. Premessa come sempre doverosa. Si dice capacità contributiva, la capacità di un cittadino di contribuire alle spese pubbliche di uno Stato. Questo concetto è espresso nell'articolo 53 della Costituzione. Semplicemente ve lo riassumo. Chi ha di più, quindi persone con una ricchezza maggiore, dovranno sborsare più soldi rispetto a chi ha di meno. La prima tipologia che vedremo oggi è quella delle imposte dirette, quindi che vanno a colpire una capacità contributiva immediata. Questo significa che sono ad esempio redditi oppure patrimoni. E che cosa significa manifestazione immediata? Semplicemente che se io percepisco un certo reddito, va da sé che avrò una certa ricchezza. Allo stesso modo, se io possiedo una casa, avrò una certa ricchezza che è la casa stessa, l'immobile. Le tre imposte dirette più famose sono l'IRPEF, che preleva soldi dai redditi delle persone fisiche, l'IRES, che fa la stessa cosa con le aziende, e l'IMU, che fa la stessa cosa con i patrimoni. Ora andiamo quindi a vedere qualche numero, tenendo sempre conto che si tratta di stime, perché riguardano i redditi del 2019 e ancora non sono state fatte le dichiarazioni dei redditi per quell'anno. Le entrate per lo Stato derivanti dall'IRPEF sono stimate attorno ai 198 miliardi di euro, per l'IRES attorno ai 40 miliardi di euro, mentre per l'IMU solo 4 miliardi di euro. Solo si fa per dire, ovviamente. Complessivamente, l'ammontare della somma di tutte le imposte dirette nell'anno 2019 dovrebbe portare circa 269 miliardi di euro nelle casse dello Stato. Come vedete, l'IRPEF è l'entrata maggiore. Utilizzando una stima del PIL del 2019, che ancora non si conosce, più o meno le imposte dirette pesano per il 14%. Ora, il PIL non è nient'altro che una misura del reddito che si è prodotto durante un anno in un determinato Stato. È insomma la ricchezza di un certo Stato. Il 14% di questa ricchezza è stato assorbito dalle imposte dirette. A questo punto, se esistono delle imposte dirette, ne esisteranno anche di indirette. Le imposte indirette vanno a colpire una manifestazione mediata della capacità contributiva. E che cosa significa esattamente manifestazione mediata? Lo andiamo a capire con un esempio. La principale imposta indiretta è l'IVA e questa si applica sui beni di consumo. E per quale motivo il consumo dovrebbe essere una manifestazione mediata della capacità contributiva? Ricordate bene che mediata è il contrario di immediata. Il solo fatto che io stia spendendo del denaro significa che ho una capacità contributiva, ho dei soldi da parte, ho una ricchezza da parte. Poter spendere dei soldi è indirettamente un indice di ricchezza. Non è immediatamente riconducibile all'avere una certa ricchezza, come nel caso del reddito, e per questo è una cosa indiretta, è una cosa mediata. Due delle imposte indirette più famose sono, come abbiamo detto, l'IVA, un'imposta sul consumo, e l'imposta di registro, che vai semplicemente a pagare nel momento in cui fai un'iscrizione in un registro pubblico, come ad esempio l'acquisto di un immobile. Vi basti sapere comunque che l'IVA, solamente l'IVA, porta nelle casse dello Stato ogni anno circa 154 miliardi di euro. Complessivamente le imposte indirette portano 241 miliardi circa nelle casse dello Stato tutti gli anni, poco meno delle imposte dirette. A questo punto possiamo definire il concetto chiave di questo video, la pressione tributaria. La pressione tributaria non è nient'altro che la somma del gettito derivante da imposte dirette e imposte indirette sul PIL. È un calcolo abbastanza facile da fare con i dati che vi ho fornito durante questo video, quindi abbiamo detto imposte dirette 269 miliardi, imposte indirette 241 miliardi, in tutto fa 510 miliardi. Questi 510 miliardi vanno poi divisi per il PIL, tuttavia ancora non abbiamo una stima certa del PIL del 2019, quindi non possiamo calcolare la pressione tributaria dello scorso anno. Però non disperate, abbiamo a disposizione molti dati certi degli scorsi anni, quindi prenderemo il 2016
e ad esempio durante quell'anno la pressione tributaria è stata del 29%. Attenzione a non confondere pressione tributaria con pressione fiscale, sono due cose diverse, della seconda parlerò in un altro video. E per questo video invece è tutto, io spero che vi sia piaciuto, nel caso vi invito a mettere un like, commentare, condividere, iscrivervi, attivare la campanellina e come sempre tra poco appariranno dei riquadri con altri miei bellissimi video, quindi andate a guardarli.